La Coppa in primo piano ricorda la stagione importante e vincente, visto il risultato conquistato in Eurocup per l'Umana Reyer maschile, ma ricorda anche gli altri obiettivi andati a segno, con una finale femminile, sempre di Eurocup, altrettanto storica, una semifinale scudetto maschile e femminile e le 7 finali raggiunte con il settore giovanile. Il basket veneziano tira le somme e già pensa alla prossima stagione con i completamenti in corso dei nuovi arrivi. I nomi sono già stati riconfermati, Marquez Sainz, Michael Bramos. Stiamo lavorando sui fronti italiani, come dicevo, perché non è facile, un mercato un po' complicato e avremo la necessità di trovare 2 giocatori stranieri nuovi che verranno a completare la squadra. Nuova stagione e nuovi cambiamenti per il campionato italiano maschile con il 6+6, quindi limitando l'innesto di giocatori stranieri che passeranno da 7 a 6 a vantaggio, per così dire, degli italiani. Lo sa bene Peric. Il discorso dei 7 stranieri ha cambiato un po' le carte in tavola e chiaramente abbiamo avuto la necessità di trovare una soluzione diversa, ringraziando Pero per quello che ha fatto in questi 5 anni. Quasi al completo invece il team delle ragazze veneziane. La squadra femminile invece ha già dato modo di essere quasi completata, manca solo una giocatrice e stiamo lavorando bene sul mercato per poter essere ancora protagonisti. Reyer, che Conte alla mano, si confronta anche con la crisi economica e si pensa a partite anche come momento di coesione sociale, specie per chi è rimasto disoccupato nel 2017. Ecco, abbonamenti con sgravi e sconti pagabili in modo dilazionato con nuove formule pure per giovani studenti. Noi cerchiamo di agevolarli il più possibile perché ci rendiamo conto che effettivamente ci possono essere delle difficoltà economiche, però vediamo che rispondono molto bene. Il prossimo anno si riparte con una nuova grande stagione da campione d'Italia, assicura il presidente. Convinti che potremo divertirci insieme e vivere ancora emozioni.